Salve ragazzi, sono Frege, Apocaloso, video velocissimo per i 5027 iscritti, bla 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 bla, contento, novità, non novità, sono qua in Giappone perché devo pubblicizzare un nuovo prodotto che riguarda i miei video. Non vi dico ancora qual è perché ve lo voglio far vedere dopo. Adesso, giusto per mettere qualcosina di speciale, qualcosa di particolare, vi parlerò delle cose strane che ho visto in Giappone. Ce ne sono tante, ce ne sono troppe. Ho deciso di parlare dei DVD perché ho visto che l'altro video, quello del 2027, non me lo ricordo, vi era piaciuto tantissimo, quindi adesso farò qualche cosa alla cazzo di cane perché il tempo è quello che è, la voglia è quella che è e i mezzi sono quelli che sono e le persone sono quelle che vabbè, eccetera eccetera eccetera. Tutto veloce, papà non si capisce un cazzo, andiamo a vedere che cosa ho preparato. Allora, una cosa strana di questi DVD in Giappone, a parte le copertine diverse, ovviamente tutto questo dovrebbe voler dire Apple, non lo so, due lettere, sono i prezzi, perché, che ne so, questo Blu-ray per i 10 anni di come cazzo si chiama, di Disney, costa ben 68 euro, che è poco. Poi un'altra cosa che non capisco è se questi sono DVD per esposizione oppure sono davvero così, perché le copertine sono fintissime. Ecco, 48 euro il film di Doraemon, giustamente, copertina sempre un po' finta, tutto rovinato, non so se è roba usata, però qua c'è scritto DVD new, immagino che siano DVD nuovi. Anche qua non capisco il senso, cioè il DVD e il Blu-ray di questa cosa che non ho mai visto in vita mia, e il prezzo è lo stesso. E poi anche la copertina sembra questa, schiacciata e riadattata. Cioè, che cazzo di film è? Io ho parlato già dei DVD di 24, ho criticato quelli italiani, però ora non li criticheremo mai più dopo aver visto una cosa del genere. Ecco, guardate qua, che carino. Adesso non riesco neanche a capire quante stagioni sono, cioè questa è la stagione 2, sì, questa è la stagione 2, distribuita in tutti questi simpatici DVD. Però ne abbiamo anche un'altra, questo credo sia la quinta, dove ci sono delle foto. 買取番号札3番でお待ちのお客様、大変お待たせしました。買取査定が終了いたしましたので、買取カウンターまでお越しくださいませ。Hanno detto dai, facciamole anche più piccoline, però fanno comunque cagare perché non si capisce niente. Ma hanno detto facciamole ancora pipiù piccole. Ed ecco queste, Jack Bauer, fanno schifo al cazzo. Ah, e soprattutto costano tantissimo. Vabbè, queste neanche tanto, visto che ci sono cofanetti che ad esempio CSI costa 68 euro, Trilogy Box, 3 cofanetti di merda al prezzo di 108 euro. Bello. Anche Lost, questo è simile alla confezione italiana, ma non fatevi ingannare perché ci sono ben 12 DVD, o quanti sono? 13 DVD. Qua ci sono altre confezioni di 24 che lo stesso sono tristissime, io non capisco, ripeto di nuovo, se questi sono DVD di esposizione o li vendono davvero così. Questo costa 50 euro e non capisco come cazzo sono fatti. Un altro strano, cioè aspetta, lo prendi così, però è così, lo apri in questa maniera e dentro ci dovrebbero essere delle cose così piccoline, quindi questi non sono neanche DVD, non so cosa siano, però sono tutti un po' schifosi. Orokamono! Sicuramente qua ci sono cose rare,
però vai a girartelo tutto il negozio. Oltretutto quando li vedi così i titoli non riesci a capire, dovresti prenderlo uno a uno a controllare. Però vabbè, alcune volte, in questo caso, riesci subito a capire che si parla di un pezzo da collezione. Vabbè, mi sa che questa qua me la prendo pure. Non costa neanche tanto, mi sembra. È un po' pasticciata, vandalizzata, sicuramente anche a seconda mano, però non sanno sicuramente il vero valore, perché 21 euro, se questo è il prezzo originale, è veramente poco. Quindi state attenti, se vi capita di venire qua, non soffermatevi pochi secondi, controllate bene, perché ci potrebbero essere delle chicche per i collezionisti e non solo, perché questa è roba bella da vedere. Fabrizio-san, あなたは素晴らしいです。 Allora adesso arriviamo al vero significato di questo video, perché sto cercando una cosa, voglio vedere se è uscita finalmente, perché è uscito solo in Giappone, anche se eccolo qua, il videogioco di Pretty in mano. Finalmente ragazzi potete giocare anche voi e passare tantissime bellissime avventure. Non vi prendo per il culo, vedete qua c'è tutto, apriamolo anche di nascosto, tanto l'abbiamo fatto noi, bellissimo e simpaticissimo, coloratissimo libretto di istruzioni, quindi davvero non vi sto prendendo per i fondelli. Il gioco di Pretty in mano, disponibile però solo in Giappone, anche se è scritto tutto in italiano, va bene, l'abbiamo proposto in Italia, non solo sono cagati e abbiamo detto allora portiamolo da qualche parte dove Pretty in mano va seriamente, dove c'è veramente una fan base con gente che vuole spendere dei soldi su di noi. それは私が確執になります。いらっしゃい。はい、そのままで一度もどうぞ。何枚？メロンジ。メロンジ。すみません。ホッキ貝とエビの3種盛り。Quando la tecnologia impazzisce.